Allora, 1, 2, 3, le ragazze di oggi sono tutte un po' rimbelloccite, la media si è molto alzata, è difficile trovare la cara vecchia racchia da competizione di una volta. A parte la mia ragazza, che è l'eccezione che conferma la regola, la mia ragazza è così brutta che là dove le altre ragazze normali hanno delle curve, la mia ragazza ha delle deviazioni, ecco, tanto per darvi un'idea. Chiaro che seni e natiche al silicone aiutano a essere piacenti, perché la ragazza di una volta faceva la coda in merceria per reggiseni e mutandine, la ragazza di oggi fa la fila dal benzinaio per il compressore. Arriva lì, buongiorno, come le mettiamo? Ma mi fa 1,8 davanti, 2,4 di dietro e vanno via così. Chiaro, tutte ambiscono ad avere le puppe a pera, quelle di Claudia Schiffer, le puppe a melone, quelle di Serena Grandi, le puppe a banana, quelle uno torna a casa, ci mette la giacca sopra, sono un bello oggettino. Basta non fare come la mia ragazza che ha appunto le puppe a cipolla, nel senso ogni volta che le vedo mi viene da piangere veramente. E allora 1, 2, 3, Bruno Vespa! Bruno Vespa, cioè non è che ha i nei sulla pelle, ha la pelle sui nei praticamente. I figlioletti di Bruno Vespa li scarabocchiano la faccia al padre perché lo scambiano per il giochino della settimana enigmistica, quello unire i trattini dall'1 al 50. Lo scarabocchiano. Cosa ha fatto? Bruno Vespa ha fatto l'operazione affinché i nei andassero via, i nei sono tornati. E lui, puntuale come un neo, è tornato in televisione con la trasmissione Porta a Porta. Ci andasse lui porta a porta a vendere nei per vedere se glieli compra qualcuno. Altro che... E allora 1, 2, 3, Belen! Vittorio Sgarbi! Vittorio Sgarbi, voi avete l'immagine di Vittorio Sgarbi? Non so, vi immaginate Sgarbi che vi accoglie a casa sua e vi fa gentilmente "oh prego si accomodi, vuole un caffè"? No, lui urla sempre. Uno magari lo saluta, buongiorno Sgarbi, ma quale buongiorno? Abbiamo superato mezzogiorno, possiamo dire anche buonasera, tu sei un porco, io ti denuncio, deficiente. Uno magari dice scusi Sgarbi, che ore sono per favore? Non si dice che ore sono per favore, si dice per favore che ore sono, tu sei un porco e io ti querelo, imbecille. Ti ho chiesto che ore sono. Se ti pestavo un piede mi ammazzavi, non lo so. Dice, non so se schierarmi col polo o con l'ulivo, schierati con la camomilla, vedrai che non sbagli. E allora... 1, 2, 3, I gesti che facciamo inconsapevolmente, ma non... Grazie, ma non ce ne spieghiamo il perché. Esempio, io da quando sono piccolo così, diciamo, che quando vedo chiunque fare un aeroplanino di carta, tutti, prima di lanciare l'aeroplanino di carta, cosa fanno? Ora, a cosa serve fare nell'aeroplanino? A cosa? A parte che se c'hai l'alito pesante fai l'aeroplanino, s'appassisce. Ma cosa vuol dire fare? Cosa fai? Ricordi al pilotino dell'aeroplanino, mettiti la mascherina per l'ossigeno perché c'è da andare in quota? Non lo so, tant'è che io, quando faccio il mio aeroplanino, invece di farli, li faccio, veleno, e lo tiro. Un saluto. Cristiano Militello.